Buongiorno con Focus TG, partiamo da un'ultima ora. Poco fa una sparatoria in una gelateria di Chiarano, un comune in provincia di Treviso. Un uomo ha colpito con un proiettile alla schiena il genero. Per ora non si hanno altri particolari e ovviamente saremo collegati in diretta tra poco con Marta Marangon. Andiamo invece adesso a Cadoneghe, dove un tabaccaio ha reagito freddamente all'aggressione di un rapinatore e gli ha detto: dai, ammazzami, con la pistola puntata in faccia, e l'uomo, il rapinatore, a questo punto si è dato alla fuga. Sentiamo Valentina Visentini. Siamo a Cadoneghe, all'esterno della tabaccheria di via Garibaldi, la tabaccheria di Rocco Valenzisi. Qui sabato sera, verso l'orario di chiusura, erano le 7:15 circa, un rapinatore armato di pistola. Non si sa se la pistola fosse giocattolo o vera. Quel che è certo è che l'ha puntata di fronte al titolare, gli ha lanciato un sacco di plastica chiedendo e intimandogli soprattutto di consegnare tutto il fondo cassa. Un copione purtroppo noto alle cronache, ma quello che è stato fondamentale in questa storia è stata la reazione con freddezza e coraggio del titolare della tabaccheria, Rocco Valenzini. Si è inserito un altro collegamento, per cui vediamo se riusciamo a tornare sul servizio, altrimenti andiamo in diretta da Ilaria Marchiori per un'altra rapina a Chioggia. C'è stata un'altra aggressione, 2 anziani tabaccai che sono stati aggrediti ieri sera dopo aver chiuso proprio la tabaccheria. Sono stati aggrediti da alcuni uomini e sono intervenuti dei ragazzini che li hanno messi in salvo. Vediamo se riusciamo a collegarci con Ilaria Marchiori e Sandro Ponchio. A te, Ilaria. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo qui insieme al signor Adelino che sabato sera insieme al cognato è stato aggredito proprio qui all'esterno della loro bar tabacchi da 2 rapinatori e un terzo si trovava in auto. Vi dico subito che non è stato portato via nulla perché semplicemente sono intervenuti 3 ragazzini che si aggiravano in bicicletta e sono riusciti a far desistere queste persone, che però hanno fatto seri danni, nel senso che hanno aggredito prima il cognato del signor Adelino e poi signor Adelino, con lei cosa hanno fatto? Ci può raccontare cos'è accaduto? Niente, stavamo andando a prendere le macchine, ci sono venuti alle spalle, hanno buttato per terra mio cognato cercando di levargli via quello che aveva in mano. Quando si sono accorti che non aveva solo il caffè e le brioche, sono venuti verso di me e gridando aiuto sono intervenuti questi 3 ragazzi e sono scappati. Senta, avete avuto paura, immagino? Beh, immagino di sì. Comunque è andato tutto bene, a parte qualche ammaccatura, è tutto a posto. Ecco, suo cognato non è qui con noi perché in questo momento è andato con la figlia dai carabinieri. È andato a fare la deposizione. Però qualche conseguenza a livello fisico l'ha avuta. Fa male alla spalla e braccio. Ecco, qui c'è anche la nipote, se vuole venire anche lei a questo punto. Buongiorno, eccoci qui. Voi dovete tutto a questi ragazzini? Sì, la loro presenza è stata veramente tempestiva, contro ogni previsione, perché appunto hanno messo in fuga i ladri che comunque avevano messo a terra l'altro zio e lo tenevano immobilizzato, gli sono saliti sopra. Quindi poi è stato necessario l'ambulanza, lo zio non si è fratturato nulla fortunatamente, però comunque non riesce ad alzare il braccio, ginocchio gonfio, piede gonfio, oltre insomma allo spavento, perché comunque ad una certa età le cose si affrontano anche in maniera diversa. Anche perché ricordiamo quanti anni ha? Sì, 79 l'altro zio e 81 questo. Quindi insomma, ripeto, a queste aggressioni non si è mai preparati, anche perché con i passamontagna, così al buio, fortunatamente ci sono stati ragazzi che questa volta hanno dato veramente un bel esempio.
Ecco, diceva anche, mi diceva la figlia Barbara, la figlia del appunto cognato aggredito, che appunto non è qui con noi perché anche lei in questo momento è dovuta andare in caserma dai carabinieri per formalizzare la denuncia, insomma le testimonianze dopo quella dei 3 ragazzini. Che furti ne avete subiti, ma un'aggressione così tanto grossa e violenta mai? Mai. Adesso diciamo che a Sottomarina tutte le attività commerciali sono un po' sotto pressione da questi gruppi di ladruncoli, e in questo senso era stato chiesto anche al sindaco telecamere, maggior sorveglianza, anche perché comunque il parcheggio è molto buio, di sera è una strada non sempre di gran passaggio, quindi insomma per chi esercita c'è bisogno di maggior sicurezza, maggior tutela. La città è un po' sotto pressione, noi ci auguriamo con tutto il cuore che il sindaco capisca veramente l'emergenza a cui dobbiamo fronteggiare e intervenga per quanto sia possibile. Ecco, questo è un appello che arriva al sindaco e non è il primo, perché ce ne siamo occupati anche più volte nel corso degli ultimi mesi di questi commercianti che subiscono continuamente furti e spaccate, e quindi l'appello al sindaco e all'amministrazione è sempre lo stesso, di fare qualcosa per tutelare questa parte importante della città, anche perché avete visto in questo caso si parla di 2 persone molto anziane. Fortunatamente la cosa si è risolta, insomma possiamo dire nel migliore dei modi, però poteva andare ben peggio. Si ringraziano anche questi 3 ragazzini, perché spesso non si parla bene di queste nuove generazioni, invece sono stati davvero lodevoli. Ringrazio il signor Adelino, ringrazio anche lei qui da Brondolo. Di Chioggia è tutto, restituisco la linea allo studio. Senti Ilaria, se riesci a sentirmi, sì. I 3 ragazzini si sa se sono del posto, quanti anni hanno, insomma si sa, perché è raro che dei ragazzi così giovani intervengano in una situazione pericolosa. In genere parliamo dei ragazzi perché ci sono risse tra baby gang, violenze giovanili. Qui è stato un gesto ammirevole di 3 ragazzi che hanno praticamente messo in sicurezza dei 2 anziani. Sì, si sa chi sono ovviamente, si tratta di 3 minorenni intorno ai 15 anni, erano qui in bicicletta, quindi del posto, ma pensate, vogliono rimanere anonimi, quindi questa è stata la richiesta, mi diceva anche lei, no? Perché mi chiedeva il direttore si sa chi sono, anche per appunto lodarli, insomma sarebbe anche bello poterli incontrare, però mi diceva che vogliono restare anonimi. Sì, preferiscono mantenere l'anonimato, e noi, oltre a ringraziare questi ragazzi che veramente hanno dato prova di coraggio, perché non è da tutti, ringraziamo anche le loro famiglie che li hanno supportati e gli hanno concesso di presentarsi alle autorità e di denunciare quanto accaduto, perché, ripeto, non è una cosa da tutti. Ecco, e questa è una cosa molto importante e va evidenziata. Chi lo sa, magari cambieranno idea, magari riusciremo anche a intercettarli, però per il momento l'intenzione è quella di rimanere anonimi. Bene, grazie molte, grazie Ilaria Marchiori, grazie a Sandro Ponchio per la parte tecnica. Adesso torniamo al collegamento precedente, un tabaccaio di Cadoneghe che ha reagito fermamente ad un rapinatore che si è dato alla fuga. Sentiamo Valentina Visentini. Giocattolo, Vera. Quel che è certo è che la puntata di fronte al titolare gli ha lanciato un sacco di plastica, chiedendo e intimandogli soprattutto di consegnare tutto il fondo cassa. Un copione purtroppo noto alle cronache, ma quello che è stato fondamentale in questa storia è stata la reazione con freddezza e coraggio del titolare della tabaccheria. Rocco Valenzisi infatti non si è fatto intimorire e ha risposto al rapinatore che mai gli avrebbe consegnato denaro. Non c'ho soldi in cassa, vai via, lo ha ripetuto più volte, mettendo in fuga il rapinatore, che si è dileguato tra le stradine di questo quartiere di Cadoneghe. Sulle sue tracce i carabinieri di Noventa Padovana. Rocco, il titolare, ci ha raccontato ai nostri microfoni come è andata sabato sera. Sentite le sue parole. Cosa hai provato l'altra sera quando ti sei visto il rapinatore? Non lo so, freddezza, sono rimasto freddo e basta. Cosa gli hai detto così per farlo scappare? No, gli ho detto guarda, soldi non ne ho, vattene via, soldi non ne ho.
Lui mi ha detto ti sparo, ma io dico la verità, ho detto guarda se uccidimi ma soldi non ne ho. E lui è andato via? Dopo un paio di volte che l'ha ripetuto, io secondo me ha visto che non è, se n'è andato. È la prima volta che capitava una cosa del genere? Sì, la prima volta. Sì, aveva una pistola, poi non so se era vero o finta, non lo so, però... Ti ha salvato a essere lucido e freddo? Sì, sono rimasto proprio freddo, proprio gliel'ho detto, guarda, uccidimi ma soldi non ne ho. E questo l'ha un po' destabilizzato e l'ha fatto scappare? Può essere, non lo so cosa gli è passato in testa. Davvero coraggiosissimo questo tabaccaio, uccidimi, soldi non ne ho, cioè davvero ha rischiato la vita, e comunque se avesse reagito diversamente probabilmente sarebbe andata peggio, quindi davvero complimenti. E avevamo appena fatto i complimenti ai ragazzi che hanno salvato 2 anziani tabaccai a Chioggia, invece qui si tratta di un quindicenne colpito con un pugno da alcuni ragazzini, e quindi ennesimo caso di violenza tra giovani. Il sindaco Bordin dice: l'amministrazione ha chiesto a carabinieri e polizia locale di monitorare il territorio per evitare questi episodi. Qui siamo a Montebelluna, sentiamo. Una parola detta male, uno sguardo di troppo ed è scoppiata la lite. Dopo il giro in giostra, 3 ragazzini hanno affrontato un quindicenne colpendolo con pugni e calci. Una serata dedicata al carnevale in piazza Petrarca, che avrebbe dovuto essere di divertimento, ma che ha rischiato di trasformarsi in un incubo per molte persone che hanno assistito all'aggressione. Subito è stata chiamata l'ambulanza, che ha medicato il giovane sul posto. In pochi istanti è arrivata anche la polizia locale, che ha identificato i 3 facinorosi. Questo grazie anche alla gente che era presente al momento del tafferuglio. Un fenomeno, quello della violenza tra minorenni, che continua soprattutto quando c'è una maggiore aggregazione di giovani o, come in questo caso, quando ci sono degli eventi o delle feste. Ed è per questo motivo che noi abbiamo messo in campo, soprattutto durante il weekend, 3 volanti della polizia locale e almeno una dei carabinieri, persone che ovviamente, forze dell'ordine, sia polizia locale che carabinieri, che ringrazio di cuore insieme a tutta la comunità montebellunese, perché continuano a monitorare il territorio. Questi episodi si ripetono troppo spesso, e non solo, ovviamente, come spiega il sindaco Bordin, nel territorio di Montebelluna, ma ovunque. Per questo l'amministrazione ha chiesto la collaborazione della polizia locale e delle altre forze dell'ordine. Per noi è importante essere un deterrente, monitorare le situazioni e lavorare sulla prevenzione, ovviamente per dare anche maggiore sicurezza ai cittadini. Questa Carnevale a Montebelluna è uno dei più grandi avvenimenti della città, che richiama decine di migliaia di persone. Non possiamo permetterci che 4 deficienti possano rovinare una festa, che è soprattutto una festa per i bambini. Hanno picchiato il servizio di Daniela Sizia. Hanno picchiato e filmato una studentessa delle medie a Spinea, e grazie anche ai loro filmati postati sui social tutte le minorenni sono state identificate, no? Quindi questi si filmano, postano e poi vengono subito identificati. Sentiamo. Le forze dell'ordine che sono in prima linea, che stanno intervenendo e hanno ben identificato sicuramente le persone che hanno commesso questi atti. Tutte identificate dalle forze dell'ordine le ragazze coinvolte nell'aggressione a Spinea nei confronti di una studentessa delle scuole medie picchiata nelle scorse settimane in centro a Spinea da un gruppo di babybulle composto da 4 o 5 ragazze di 14 e 15 anni. Giovani e crudeli avevano colpito la malcapitata con pugni e spinte, arrivando persino a strapparle i capelli. Attimi di pura follia cristallizzati nei telefonini che gli investigatori della stazione dei Carabinieri di Spinea, coordinati dalla Procura minorile di Venezia, stanno ancora visionando per capire ogni responsabilità avvenuta nel terribile pestaggio. Immagini che le minorenni, con spavalderia e senza timore, avevano postato nei social. Ormai le ragazze fanno parte di questi gruppi, di queste baby gang
che commettono atti di bullismo nei confronti di altre ragazze e di altri ragazzi. Fra le bulle ci sarebbe una minorenne che era già stata segnalata ai servizi sociali del comune di Spinea per la difficile situazione familiare e per una serie di atti di bullismo nei confronti di altri minori in episodi accaduti fuori dall'ambito scolastico. Il comune, che sta da tempo avviato dei progetti che partono dalla scuola primaria per arrivare anche alla scuola media di contrasto al bullismo. Non bisogna dimenticarsi che questi ragazzi possono creare molti problemi e lo vediamo in città ben più grandi di noi di come la situazione ormai è degenerata. La violenza, che sembra essere scoppiata senza un motivo reale, ha destato grande preoccupazione tra i genitori degli studenti delle scuole medie di Spinea. L'appello è a tutte le persone che vedono e che devono segnalare. Se qualcuno vede queste situazioni che si stanno verificando, chiami le forze dell'ordine. Questa è l'opera, non ci si deve girare da un'altra parte. Servizio di Nicola Marcato. Adesso andiamo a Fadalto, perché sulla statale 51 a Lemagna ieri un incidente davvero gravissimo, è morta una bambina di 4 anni, 7 i feriti, la strada chiusa per lunghe ore in entrambe le direzioni, sono state coinvolte 2 auto e un camper. Sentiamo Lina Paronetto. Abbiamo assistito a una fase di sorpasso che non è andata a buon termine. Le 2 auto si sono incontrate e dopo essersi scontrate hanno urtato il nostro mezzo. È di una bambina di 4 anni morta, i 2 fratellini gravi e altri 5 feriti, il tragico bilancio di un frontale avvenuto alle 11 del mattino lungo la statale 51 di Alemagna, sotto al ponte Botteon, sul Fadalto. La Volkswagen Touran, condotta da una mamma di 49 anni di origini ghanesi, con a bordo i 4 figli, mentre procede verso Vittorio Veneto, malgrado la curva e la doppia linea continua, cerca di sorpassare il camper di una coppia di bellunesi, Stefano Ghedini e la moglie. Non si accorge che la stessa manovra la sta compiendo dall'altra direzione un 34enne vittoriese al volante di una Golf che sta superando, essendo la sua carreggiata a 2 corsie in quel tratto, un'altra vettura. La monovolume rientra sulla destra, striscia sul camper, ma l'impatto frontale è inevitabile e violentissimo. Un intrico di lamiere, gli unici a uscirne praticamente illesi sono gli occupanti del camper. Abbiamo cercato di uscire dal camper, che non era la cosa più facile di questa terra a quel punto, e poi abbiamo cercato di capire che situazione si era creata e se in quale modo potevamo essere di aiuto. Verificato che fortunatamente noi non avevamo subito, diciamo così, dei danni dall'impatto, ecco. Immediata la chiamata ai soccorritori, i vigili del fuoco accorsi da Vittorio Veneto e Conegliano estraggono dalle lamiere 5 persone, mentre sul posto atterrano gli elicotteri del SUEM di Treviso e Belluno. Malgrado i lunghi tentativi di rianimazione, non ce la fa la più piccola degli occupanti della monovolume, Afra Occhiere, 4 anni appena, residente con la famiglia a Belluno in via Meassa. I feriti vengono trasportati negli ospedali di Treviso e Conegliano. I più gravi sono fratellino e sorellina della piccola, rispettivamente di 7 e 10 anni, ma in serie condizioni sono anche la sorella maggiore di 23 anni e lo stesso conducente della Golf. La statale è rimasta chiusa in entrambe le direzioni, la polizia locale ha eseguito rilievi e preso a verbale i testimoni. Infine, il difficile compito di comunicare la notizia al padre della famiglia ghanese, attualmente in Belgio. Sul posto anche soccorso stradale e operatori dell'ANAS, sguardi turbati di fronte all'ennesimo mortale che coinvolge questa volta dei bambini. Noi siamo profondamente addolorati per questo incidente, per questo grave incidente che è avvenuto nel Fadalto. Avanziamo le condoglianze alla famiglia per la perdita di questa bambina di 4 anni. Tutta la comunità nostra è in lutto e siamo anche in attesa di avere notizie rispetto alle altre persone coinvolte. La sindaca torna ad appellarsi alla prudenza in strada. Cercare di andare un po' più piano, di stare molto attenti, e purtroppo succedono spesso questi incidenti, ma io penso che con un'attenzione maggiore si possano anche evitare. Adesso andiamo in diretta a Belluno, dove vedo Tiziana Bolognani con il sindaco Oscar De Pellegrini. A te, Tiziana. Sì, direttore, buongiorno. In effetti siamo a Palazzo Rosso con il sindaco di Belluno, Oscar De Pellegrini, per commentare questa tragedia, perché la comunità è sotto shock. Non parliamo della frazione di
Levego, dove questa mattina abbiamo incontrato i vicini di casa, passanti, letteralmente in lacrime al pensiero di non poter rivedere più la piccola Afra di 4 anni, una famiglia che viene definita gioiosa, una famiglia integrata. I bambini sono tutti nati a Belluno, dove William e la moglie Mavis, che lavora per una cooperativa di pulizia all'ospedale di Belluno, avevano deciso di piantare nuove radici arrivando dalla capitale del Ghana, Accra. Ieri erano dirette, mamma con i figli erano diretti alla chiesa evangelica di Treviso, perché è irrinunciabile ogni domenica partecipare a queste funzioni religiose. Erano tutti vestiti molto bene, molto colorati, una bambola, ci ha detto la vicina di casa, descrivendo la piccola Afra. Sindaco, ieri quando lei ha preso questa notizia, il dolore, le lacrime, l'angoscia sono sentimenti che hanno sopraffatto tutta la sua comunità. Sì, è stata veramente una bruttissima notizia che ha colpito un po' tutta la nostra comunità. Credo che a perdere la vita una bambina di soli 4 anni in un incidente sicuramente non è facile accettare una situazione del genere, quindi ci siamo stretti tutti attorno alla famiglia, attorno agli amici, ai fratelli, ma anche alla classe dell'asilo che frequentava proprio a Levego, perché tutti si chiedono perché da domani non vediamo più la piccola Afra. Quindi insieme al dirigente scolastico che ci siamo parlati stiamo cercando di dare un aiuto, far sentire la nostra vicinanza in questo momento veramente difficile, soprattutto per la famiglia, ma anche poi per tutta la classe, e far capire e comprendere il perché non potranno più vedere la sua compagna di classe. È un'età molto delicata, no? Questa, Sindaco, e quindi è necessario affidarsi alle capacità dei professionisti che possono relazionarsi in maniera puntuale, ancorché discreta, a bambini di così tenera età. Sì, è assolutamente indispensabile che ci siano i professionisti che con le modalità consone possono far comprendere. Ci vorrà un periodo, perché sono lutti che non è mai facile a rielaborare, però credo che con il loro operato possono far sì e far comprendere anche a quell'età cosa vuol dire e cosa è stata questa tragedia. Sicuramente una famiglia integrata nella frazione, ma in tutta la nostra comunità, una famiglia gioiosa, e sicuramente mancherà tanto a questa nostra comunità. Grazie Sindaco. L'ultimo aggiornamento, direttore, se ho ancora tempo, arriva dalla Procura di Treviso. La mamma è indagata, la mamma della piccola Afra è indagata per omicidio stradale. La Procura ha aperto un fascicolo, sarà disposta una perizia per stabilire la dinamica dell'incidente e per verificare se la bambina viaggiasse allacciata al seggiolone. Da Belluno, da Palazzo Rosso è tutto, ti restituisco la linea. Bolognani, a Stefano Bozzi, il nostro operatore, e ovviamente al sindaco Oscar De Pellegrini. Adesso andiamo a Borgo Veneto in diretta da Chiara Gaiani con il presidente Zaia, perché sono iniziati i lavori della padana inferiore. A te, Chiara. Direttore, buongiorno a tutti i telespettatori. Ringraziamo il presidente del Veneto Luca Zaia, che si è fermato con noi per dare questa notizia che è molto importante non solo per i cittadini della Bassa Padovana in realtà, ma per tutto il Veneto. Finalmente si parte con i lavori di questa strada che collegherà 2 province, quella di Verona e quella di Padova. Sì, è una grande opera, sono 26 km e 700 metri da Legnago a Carceri, oggi Santa Caterina d'Este, e soprattutto ricordiamolo che questo primo stralcio da 165 milioni di euro è l'occasione per partire appunto con questa grande infrastruttura che è la variante l'SR10, ed è una infrastruttura che serve gran parte della pianura veronese e ovviamente la pianura padovana, quella che comunemente definiamo Bassa Padovana. Oggi lo stralcio di oggi, quello da 165 milioni di euro, riguarda dei comuni che sono Borgo Veneto, Ponso, Ospedaletto Uganeo e Santa Caterina d'Este, ex Carceri per capirci. Ecco, questa
questa strada è una strada per cui i sindaci finalmente hanno trovato coesione e hanno trovato una sponda nella regione, ma insomma è una decina d'anni che ci si lavora per arrivare a questo momento. Sì, consideriamo che questo è un nuovo tracciato, quindi faccio i miei complimenti ai sindaci per la coesione, il lavoro di squadra, anche perché qui si va a fare un'infrastruttura in mezzi campi, insomma non è che, e penso che questo sia assolutamente l'occasione per questa riqualificazione, insomma, della viabilità territoriale, che è una riqualificazione che è utile alle attività umane, alla comunità, a raggiungere i presidi, ad esempio quello ospedaliero, che sarà più raggiungibile, anche perché ricordiamoci che già in questo stralcio, che è di 6 km 350 metri, appunto c'è anche poi un ulteriore stralcio, un'ulteriore opera di 1,2 km che è l'innesto sulla Valdastico. Ecco, approfitto del Presidente Zaia per dare una notizia: la Regione è stata interessata da un attacco hacker che per fortuna insomma non ha riguardato proprio i cittadini, ma più insomma tutta la parte amministrativa. Sì, la parte amministrativa è un attacco hacker, da quello che ci risulta filorusso, di hacker filorussi, la denominazione è NoName57 ed è l'occasione per dire che c'è stato un rallentamento dei programmi, dei software nella parte amministrativa della regione, ma fuori da tutto questo ovviamente la sanità. Molte regioni questa mattina hanno subito questo attacco hacker, però insomma si va nella direzione dell'acquisita normalità. Ecco, se mi dà un altro secondo le chiederei anche un commento sul discorso della pista da bob. C'è preoccupazione, questo presunto sabotaggio, il fascicolo aperto dalla procura di Belluno. Ringraziamo la Procura per questa attenzione. Stiamo parlando di un'opera iconica, stiamo parlando di un'opera che è il cuore delle Olimpiadi, stiamo parlando di un evento internazionale che sono le Olimpiadi, che ci faranno vedere, ci danno visibilità a 3 miliardi e mezzo di cittadini del mondo e porteranno circa 2 milioni di cittadini nei territori. Ricordo che grazie alle Olimpiadi noi non celebriamo non solo il 70° anniversario delle Olimpiadi di Cortina è figlia delle Olimpiadi del 56, ma anche grazie alle Olimpiadi noi abbiamo portato a casa 1.800 milioni di euro di opere che altrimenti non avremmo mai fatto. Ecco, direttore, non so se vuoi chiedere qualcosa al Presidente che abbiamo qui. Ma no, grazie Chiara, perché dobbiamo collegarci per una sparatoria a Chiarano tra pochissimo. Grazie, ringrazio molto il Presidente da parte nostra. La cronaca incombe. Grazie. Allora ringraziamo il Presidente. Grazie molto Presidente, grazie, a presto. A presto. E vediamo la notizia con cui abbiamo aperto. Stiamo per collegarci in diretta con Marta Marangon da Chiarano, una sparatoria in una gelateria, questo è il Corriere del Veneto, un ferito e caccia all'aggressore in fuga. Sarebbe un uomo che pare che sia stato lui a sparare al genero colpendolo alla schiena. C'è stato un parapiglia, nel locale sembra sia scoppiata una lite furibonda, poi vi daremo tutti i particolari ovviamente. Un grave incidente stradale, e torniamo agli incidenti, a Cogollo del Cengio un motociclista veneziano si è scontrato frontalmente contro un'auto che scendeva sulla strada del Costo. Vediamo. È ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Sant'Orso il motociclista di Mira, coinvolto ieri in un incidente sulla strada del Costo a Cogollo del Cengio. L'uomo di 58 anni fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita, ma l'impatto frontale della sua Aprilia tra il secondo e il terzo tornante contro un Opel è stato violento. Tra i diversi traumi riportati, quello alla testa era il più preoccupante, visto l'impatto con il parabrezza dell'auto. Ad intervenire per primi i vigili del fuoco già presenti sul posto per un altro incidente e i carabinieri del radiomobile di Schio. Servizio di Daniele Garbin. 2 giovani cantanti non vedenti di Silea sono stati truffati a Sanremo in occasione, proprio durante il festival. Hanno affittato una casa tramite un annuncio social, ma al loro arrivo la casa non c'era e allora la vittima si rivolge così alla truffatrice. Io le direi grazie per quello che hai fatto, spero che un giorno, se hai una coscienza, ti rimorda tanto, tanto, tanto. La truffa, reato ancor più odioso se le vittime sono 2 giovani non vedenti con una passione in comune, il canto. Dal virtuale al reale arriva e domina. Dovevano
dovevano esibirsi a Sanremo durante uno degli eventi collaterali, ma sono stati raggirati da una malvivente senza scrupoli che, dopo essersi fatta pagare 1.300 euro per l'affitto di un appartamento per 4 persone, loro e 2 amici accompagnatori, è sparita con i soldi della casa che sarebbe dovuta essere in centro a Sanremo con tutti i servizi vicini. Ovviamente nessuna traccia. Non solo, ma la truffatrice aveva offerto loro anche dei biglietti scontati per la serata finale del festival. Perché no, era anche San Valentino, ho pensato anche di fare un regalo alla mia compagna. Ci sta, una volta nella vita si prova l'emozione. Ahimè, arrivati in loco, dopo aver versato varie tranche di denaro, di risparmi che noi mettiamo via appunto per coltivare questa passione, ci siamo resi conto dopo aver atteso ore che siamo stati truffati in modo bello e buono. In mezzo ad una piazza al freddo hanno aspettato una donna che non è mai arrivata. Assolutamente sparita fisicamente, alle telefonate ripetute non rispondeva, risponde solo tramite messaggistica, continuando anche odiosamente a portare avanti questo raggiro quando già nell'effettivo era riuscita nel suo intento. Immediata la denuncia ai carabinieri, difficile, gli hanno detto, rintracciare questi impostori. Purtroppo gli IBAN che lui ha controllato velocemente risultano appartenere a dei circuiti notoriamente utilizzati proprio dai truffatori, cosa che loro sanno benissimo, invece le persone come noi magari non possono facilmente intuire, e che praticamente non rivedremo i nostri soldi, assolutamente. L'appello di Sara è rivolto a tutti, soprattutto a chi come loro ha una disabilità. Cercare di farsi aiutare, di non voler fare tutto da soli, perché bisogna assolutamente essere indipendenti. Questa non è, in realtà non è neanche indipendenza, ma è proprio qualcosa di diverso, cioè bisogna farsi aiutare da qualcuno che forse, e dico forse, può evitare che succedano queste cose. Poi ci sono le truffe online delle assicurazioni RC Auto, particolarmente colpita Arzignano. Già nei mesi scorsi la Polizia Locale e l'Assessorato alla Sicurezza del Comune di Arzignano aveva evidenziato numerosi episodi di tentativi di truffe a carico degli anziani e dei familiari degli anziani stessi. In questi giorni il fenomeno si sta riproponendo con truffe online di proposte commerciali per la copertura di polizze assicurative degli autoveicoli. Si intensificano i tentativi di truffe ad Arzignano, soprattutto quelle telefoniche, con l'obiettivo preferito la popolazione più anziana. Quelle delle RC Auto invece sono l'ultima tipologia che si sta diffondendo frequentemente in questo periodo, per cui l'amministrazione comunale mette in guardia i cittadini. Sempre più spesso la polizia locale riscontra la mancanza di copertura assicurativa delle automobili effettuata non per dimenticanza, ma come scelta consapevole, 210 i casi finora individuati. A preoccupare però sono soprattutto i sedicenti broker assicurativi online che propongono polizze dal costo tra i 300 e i 600 euro, ma che invece nonostante le apparenze si rivelano fasulle. Il Comune consiglia agli interessati, prima di stipulare un contratto RC Auto, di consultare un apposito vademecum pubblicato anche nel sito del Comune. Invitiamo quindi la cittadinanza a prestare massima attenzione e a verificare ogni dettaglio commerciale e contrattuale consultando il sito web dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni oppure consultando la stessa Polizia Locale del Comune di Arzignano. Sotto i ferri il grande malato di Bassano del Grappa, cioè il teatro Astra, sono iniziati i lavori di messa in sicurezza. Andiamo subito in diretta da Alex Giuliano. Buongiorno direttore, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Dici benissimo, insomma, sotto i ferri il teatro Astra di Bassano. Insieme a noi c'è l'assessore Andrea Zonta, assessore alla viabilità. Perché? Perché insomma, si è deciso, ricordiamo ai nostri telespettatori che l'Astra è un immobile privato e proprio il privato ha deciso di mettere mano allo stabile e rifare completamente tutta la copertura. Ricorderete in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni, insomma, diversi cedimenti del tetto. Assessore, è un intervento importante che porterà anche delle modifiche alla viabilità. Sì, è un intervento importante, deciso dal privato. Il privato si trovava a dover sistemare per forza di cose questa copertura che da anni crea infiltrazioni d'acqua e pertanto crolli successivi.
le capriate non sono sicuramente in buono stato, e per cui la proprietà ha deciso di cambiare l'intera copertura. Per quanto riguarda la viabilità, avremo una modifica del traffico durante questo periodo lavorativo che andrà dal 26 febbraio fino al 20-25 di agosto, dove ci saranno delle modifiche soprattutto nelle fasi iniziale e finale per l'allestimento e disallestimento del cantiere. Ecco, chiaramente la domanda che un po' tutti i diretti interessati si fanno è: questo sarà un primo passo, rifare il tetto dell'Astra per rimettersi al tavolo con il privato e parlare di un'acquisizione del comune dello stabile del teatro, oppure no? Ma diciamo che questo è un intervento dovuto, in quanto il manufatto, come ben sappiamo, è un manufatto monumentale, sicché la sola intendenza ha in qualche modo reso obbligatorio questo tipo di intervento per non deteriorare ulteriormente il bene. Per quanto riguarda l'aspetto invece dei rapporti tra pubblico e privato, la situazione non cambia rispetto alla precedenza. Le valutazioni che sta facendo l'amministrazione pubblica è aperta su più fronti, e a un certo punto si andrà a decidere quale sarà per Bassano la soluzione migliore. E noi chiaramente, direttore, vi racconteremo questo e altro, insomma, nelle prossime edizioni, quando insomma arriveranno novità e anche indiscrezioni. Insomma, perlomeno si muove qualcosa sul fronte teatro a Bassano, e noi vi restituiamo la linea. Grazie Alex Giuliano. Renzo Rigon per la parte tecnica. Adesso vediamo con i nostri registi Mattia Pizzaia e Francesca Pezzo, vediamo alcune notizie dal Corriere del Veneto. Addio a Howard Burns, il massimo esperto di Andrea Palladio, innamorato di Vicenza, accademico olimpico, si è spento a 86 anni. Lui e Percy Allon, stregati dalla città berica, lasciano un grande vuoto. E poi è morto Bertillo Cracco, papà del celebre chef Carlo. Ogni settimana era lui che gli portava il broccolo fiolaro a Milano. Avevamo detto che saremmo andati avanti con la cronaca e ci sono stati dei problemi, soccorsi bloccati per chi doveva prestare aiuto ad un uomo colpito da malore. Vediamo. È stato colto da malore mentre si trovava in escursione sul Grappa. L'uomo si è accasciato a terra avvertendo una crescente tachicardia. Si tratta di un 65enne che si trovava assieme ad altre persone. Immediata la richiesta di soccorso. Nel tentativo di raggiungere l'escursionista, però, una parte dell'equipe medica di Pedemontana Emergenza è rimasta bloccata a causa della neve e del ghiaccio. Il mezzo fuoristrada usato per i soccorsi, nonostante le catene, è arrivato molto vicino al luogo in cui si trovava l'escursionista, ma non è riuscito più a raggiungerlo. Così dal Cafoncello è decollato in pochi minuti l'elisoccorso di Treviso Emergenza, che ha recuperato l'uomo e lo ha portato in ospedale. Il 65enne è stato ricoverato, ma fortunatamente non si trova in pericolo di vita. L'ultimo saluto a Marta Mazzucato, la 21enne di Villorba, colpita nel luglio del 2020 a soli 16 anni da un'emorragia cerebrale. Si terrà mercoledì alle 15 al Palateatro in via Cave a Fontane di Villorba. La sua storia aveva commosso tutta l'Italia. Da quel dolore immenso era nato la Stella di Marta, un progetto di solidarietà ed amore per sostenere la ragazza ed i suoi genitori Barbara e Gianluca, che le sono stati sempre accanto. La Stella di Marta diventò anche una canzone scritta da Diego Cattarossi, cantata da papà Gianluca, il video realizzato dalla sorella Valentina, che mostra momenti della vita di Marta, o meglio delle due vite di questa ragazza. In questa foto il sorriso solare e bello di Marta, così dicono gli amici che la vogliono ricordare. E sembra confermato il sabotaggio al cantiere dello Styling Center di Cortina d'Ampezzo in vista delle Olimpiadi del 2026. L'atto doloso sarebbe
stato confermato dai tecnici che hanno eseguito un sopralluogo per conto della ditta che produce questi tubi di refrigerazione. Sabato a Palazzo dei Rettori il prefetto ha convocato il Comitato Ordine e Sicurezza. Ecco il tubo di refrigerazione ritrovato in mezzo alla strada che costeggia il cantiere dello Sliding Center a Cortina. È stato un atto di sabotaggio, un incidente. Sul punto gli investigatori non sarebbero orientati a definire in modo netto la natura dell'episodio. Il tubo prima sarebbe stato allineato come molti altri a bordo della strada in attesa di essere posto in opera. Lungo 12 metri con un diametro di 30 centimetri e un peso che sfiora la mezza tonnellata, la forza richiesta per indurne un rotolamento, riferisce l'ANSA, non sarebbe eccessiva. Quindi più che un gesto deliberato per ostacolare i lavori sembra rafforzarsi l'ipotesi di un'azione sconsiderata fine a se stessa oppure dello spostamento del tutto accidentale dovuto a cause da chiarire. Gli addetti hanno già riposto e fissato il tubo ammaccato all'interno della recinzione ed è lì che lo abbiamo ripreso a poca distanza da un'auto dei carabinieri in servizio di vigilanza. Quella stessa vigilanza che è stata rafforzata anche su impulso del Comitato Ordine e Sicurezza convocato d'urgenza dal prefetto a Palazzo dei Rettori. Esaminati i sistemi già in atto, si è convenuto di incrementare i controlli a ronco all'esterno dell'area del cantiere, sia con personale delle forze dell'ordine che con gli addetti alla vigilanza privata. Io penso che sia un caso assolutamente isolato, perché sennò vorrebbe dire che viviamo in un sistema veramente fuori controllo. Probabilmente magari anche qualcuno che vuole emulare certe situazioni, ma spero vivamente che si fermi solo a questo atto. Ma l'allerta è salita di livello, al punto che a Cortina è previsto l'arrivo del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alessandro Morelli per un incontro con il prefetto Rocco Bertonna e i vertici di Simico. A precedere la visita una nota dell'ufficio stampa della Lega al Senato che riporta l'attacco, l'ennesimo, di un rappresentante del governo contro i media, perfino quelli del servizio pubblico. Rei, secondo il sottosegretario, di fare da cassa di risonanza a chi esprime no ideologici contro le Olimpiadi. A stretto giro la replica della segretaria della Federazione Nazionale della Stampa. I media danno notizie, non alimentano sabotatori, afferma Alessandra Costante, che ricorda come un'informazione veramente libera e indipendente, plurale e autorevole, dà voce a tutte le posizioni in campo e non nasconde le notizie. In questo clima, a Cortina, ci si prepara a vivere giornate intense e cruciali. Noi stiamo andando avanti in maniera diretta per arrivare quanto prima alla fine dell'opera, quindi sicuramente c'è il fatto che ci sarà questa visita da parte delle federazioni del CIO, però questo non influisce. E Milano Cortina sempre nell'occhio del ciclone perché l'ANAC, l'antimafia in sostanza, sostiene che la fondazione Milano Cortina non è una fondazione privata, quindi una fondazione privata che quindi non può rendicontare le spese, ma è una fondazione pubblica e su questo c'è uno scontro che non si capisce al momento a cosa potrà portare. La fondazione Milano Cortina ribadisce di essere una fondazione privata. Dopo l'emergenza, la conta dei danni, ma anche la volontà di ricominciare, il fondatore di H-Farm, Riccardo Donadon, ha ribadito la determinazione di ripartire fin da oggi con le consuete attività dopo il furioso rogo che venerdì notte ha divorato uno degli edifici direzionali del complesso di Catron, una storica casa colonica con travi in legno a ridosso di via Sile. L'intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato il propagarsi delle fiamme agli edifici vicini. Il rogo si sarebbe sviluppato dalla sala server e computer, probabilmente a causa di un cortocircuito. Dalla Cina, dove si trovava al momento dell'incendio, Donadon ha confermato che i danni sono stimabili in alcuni milioni di euro. Sono trascorsi ormai 100 giorni dall'arresto in Venezuela del cooperante italiano Alberto Trentini, originario del Lido di Venezia. Il coordinatore nazionale di Articolo 21 parla chiaro su questa vicenda. Nel frattempo Trentini ha fatto arrivare un messaggio, è stato recapitato un messaggio per cui si sa che è in carcere, si sa che le sue condizioni sono buone, perché fino a poche ore fa non era arrivato nessun segnale. Sentiamo Lorenzo Maia.
Sono trascorsi ormai 100 giorni da quando Alberto Trentini, il cooperante 45enne italiano originario dell'Isola di Venezia, si trova arrestato in carcere ingiustamente in Venezuela. Era il 15 novembre 2024. Da quel giorno i suoi familiari non hanno più avuto da lui alcuna notizia. Sono trascorsi ormai troppi giorni. Il giornalista Giuseppe Giulietti, coordinatore nazionale di Articolo 21 dall'Assemblea dell'Associazione, prende la parola e lancia un appello. Giulietti è stato anche a trovare Armanda Corusso, mamma di Alberto Trentini, per dimostrargli la sua vicinanza. Alberto e la sua famiglia non sono soli. 100 giorni, ben 100 giorni. Sono passati da quanto il cooperante veneziano Alberto Trentini è stato messo in carcere in Venezuela, accusa ignota. Non possiamo accettare che cali il silenzio. È una vicenda complessa, ha detto il ministro Tajani. Ma i governi ci stanno per risolvere le vicende complesse. E la storia di Alberto Trentini non è una delle tante, perché alcuni degli italiani, molti in carcere nel mondo, non hanno la storia di Alberto, hanno delle accuse pesanti e delle accuse talvolta terribili. Lui no, portava le coperte agli ultimi, ai poveri. Ecco perché da Mestre, dall'Assemblea di Articolo 21 è partito un grande appello: non interferire nelle trattative, ma illuminare a giorno la vicenda di Alberto Trentini fino a quando non sarà tornato a casa. E così Beppe Giulietti, ma adesso andiamo in diretta a Chiarano, dove c'è stata una lite furibonda all'interno di una gelateria a cui ha fatto seguito una sparatoria. Un uomo avrebbe ferito alla schiena con un colpo di pistola il genero. Andiamo subito in diretta da Marta Marangona. A te Marta. Sì, buongiorno direttore, buongiorno a te, ai telespettatori che ci stanno seguendo da casa. Sì, siamo a Chiarano, nel centro del paese, a 2 passi dalla chiesa, in via Zanardo. Quella che vedete qui è la gelateria Irina Iulia, snack bar, all'interno del quale questa mattina, poco dopo le 11, c'è stata una sparatoria seguita da un litigio violentissimo che a quanto pare ha coinvolto 2 persone, genero e suocero, i quali appunto dopo aver litigato selvaggiamente hanno estratto, sembra appunto il suocero, ed ha esploso una pistola. Vedo che sta parlando ora in questo momento colonnello, siamo in diretta, ecco il colonnello Stefano Mazzanti. Al momento si tratta di un tentato omicidio avvenuto questa mattina intorno alle 11:30. Un ragazzo del 96, è stato colpito alle spalle da un colpo di pistola. Non si tratta di una rapina, quindi al momento escludiamo assolutamente che si tratti di una rapina. Era probabilmente un gesto volontario nei confronti di questo soggetto e stiamo attivamente cercando il presunto autore, insomma, del fatto. Questo è quello che possiamo dire fino adesso. Dal punto di vista investigativo stiamo facendo degli approfondimenti per capire in che ambito è maturato questo gesto. Sono residenti qui? E sono italiani, sono residenti in zona, sì. Ed è successo all'esterno? È successo all'esterno del bar, sì. Ma avevano iniziato a litigare all'interno? Non lo sappiamo, ancora lo stiamo verificando questo. Ripeto, i motivi e l'ambito in cui è maturato il gesto lo stiamo approfondendo. Come è confermato un rapporto di parentela tra i due? Stiamo approfondendo anche questo dato investigativo. E anche il tipo di pistola che avrebbe usato? Il tipo di pistola, sì, adesso ripeteremo il bossolo e quindi vedremo un po' di capire, insomma, che tipo di pistola è. Sicuramente una pistola semiautomatica. Ecco, avete degli aggiornamenti sullo stato di salute del ferito? Al momento è stato portato in elisoccorso all'ospedale Treviso e credo che sia in camera chirurgica per insomma, l'intervento. Non ho altro momento da dirvi, d'accordo? A voi, salve. Grazie. Ecco, avete sentito dunque le parole del tenente colonnello Stefano Mazzanti, responsabile del reparto operativo dei Carabinieri di Treviso, che appunto sta seguendo le indagini su questa sparatoria che si è verificata stamattina poco dopo le 11 davanti al bar in centro di Chiarano. Qui abbiamo anche il sindaco del paese, Stefano De Pieri, a testimonianza anche dello shock della comunità proprio per un fatto così cruento. Sì, non ci aspettavamo una cosa del genere. Sfortunatamente sembra che questo tipo di avvenimenti si stiano ripetendo nel nostro territorio, sicuramente dovute a
non dico mancanza di controllo, ma una superficialità degli stessi, proprio perché la comunità di Chiarano è sempre stata molto tranquilla e non ha mai avuto casi del genere. Sicuramente dove non ci si aspetta di trovare il marcio, di solito invece il marcio poi arriva. Questa volta si tratta di una lite domestica, non si sa per quali motivi, però anche questo ci fa malpensare a una società che sta degenerando a tutti i livelli. Come comune, e sono il primo aver fatto attivare anche le pattuglie serali della polizia locale, proprio perché dobbiamo riportare il controllo del territorio alle nostre polizie e ai nostri agenti. Ecco, tra l'altro, Sindaco, comunque c'è stato questo litigio, vedremo insomma quali che sono i motivi che l'hanno scatenato, se questioni familiari o di altro genere. Quel che è certo è che comunque questa persona aveva una pistola. Sì, ovviamente non è tanto il problema di chi ha la pistola tutto sommato autorizzata. Sappiamo benissimo che comunque anche in Italia chi vuole possedere un'arma non è difficile che lo ottenga, o così è abbastanza difficile come i cittadini normali pensano che sia. Quindi dico sempre, poi non è il problema del porto d'armi che viene rilasciato, ma è proprio tutto il resto che non è controllato e che sfugge alle forze di polizia il problema. Ecco, tra l'altro, Sindaco, lei ne accennava poco fa, anche il comune di Chiarano assieme ai comuni contermini ha proprio recentissimamente organizzato questi servizi di pattugliamento straordinario del territorio, anche in notturna, a testimonianza insomma di come l'attenzione sia particolarmente elevata in quest'area della Marca. Sì, grazie anche ai colleghi dei comuni contermini che sono anche qua stamattina per dare supporto ai carabinieri per quanto riguarda la logistica e la viabilità. E il nostro comune ha inteso con gli altri riaffermare il controllo del territorio, specialmente contro quella microcriminalità e quegli atti di vandalismo che ovviamente fanno percepire in maniera limitata la sicurezza dei cittadini. Dico sempre, si deve cominciare con poco, perché se non c'è un determinato controllo del territorio non si può neanche sperare che delitti o reati più efferati possano essere contingentati. Ecco, grazie dunque al sindaco di Chiarano, Stefano De Pieri. Da Chiarano appunto restituiamo la linea allo studio in attesa di ulteriori aggiornamenti su questa sparatoria che si è verificata, appunto lo ricordiamo, questa mattina pochi minuti dopo le 11 davanti a questo bar Irina Iulia. Siamo appunto in centro al paese e che ha coinvolto 2 persone, pare genero e suocero. Ricoverato in gravi condizioni all'ospedale il genero, trasportato al Cafoncello di Treviso con l'elicottero e, a quanto abbiamo appreso, è sotto i ferri proprio in questo momento per una delicata operazione chirurgica. Da Chiarano è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie molte Marta Marangoni, a Nick Voletta Rizzetto per la parte tecnica. Adesso vediamo una storia triste, un altro caso umano, ne ha parlato il Corriere della Sera con un articolo. Il protagonista è un bassanese che è costretto a vivere in auto con il suo cane. Vediamo. Partito da Bassano 25 anni fa, Alessandro Galvan, 61enne, si è trasferito in Trentino dove cercava un nuovo inizio. E invece il destino non è stato all'altezza dei suoi sogni e delle sue aspirazioni. Eppure, nonostante tante ombre e poche luci, la sua storia è riuscita a scaldare il cuore di decine di bassanesi che sono corsi in suo aiuto e in aiuto a Max, il suo inseparabile amico a 4 zampe. Galvan da tempo vive in macchina, non ha lavoro e ogni giorno per lui e Max sopravvivere diventa la sfida più grande da affrontare, però sempre con dignità e con determinazione. Durante i suoi anni in Trentino ha prima perso la casa, poi l'impiego, trovando ospitalità da una persona che però adesso non può più prendersi cura di lui. E così, qualche giorno fa, alcuni conoscenti hanno pubblicato sui social un annuncio per aiutarlo e la risposta è stata quella di un grande abbraccio solidale.
chi per dare una coperta a Max, chi per comprare dei croccantini al cane, chi per offrire del cibo ad entrambi. Una casa per il 61enne e Max però non c'è ancora. Gli è stato proposto di dormire in un dormitorio senza il suo cane o di partecipare a un progetto di co-housing, ma sempre separandosi da Max. Il loro legame però è la vera ricchezza che hanno e che ha permesso ad entrambi di andare avanti finora insieme, come è sempre stato e come sarà per un nuovo inizio che oggi, dopo l'abbraccio di solidarietà, sembra meno lontano. Giusto, non ci si può separare da un cane o da un gatto, da un animale che per anni ha fatto parte di una famiglia. Allora adesso andiamo a Vicenza da Daniele Garbin in diretta con Simone Squarcina per i 3 anni dall'inizio della guerra in Ucraina, il sostegno di Vicenza alle popolazioni colpite. A te Daniele. Sì, direttore, buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori. Confermo, siamo proprio all'interno del municipio di Vicenza, come vice sindaco Isabella Sala. Buongiorno, ecco, e Natascia Di Chia, sì, che proprio erano presenti alla cerimonia che è ancora in corso in questo momento. Ricordiamo Vicenza ha voluto tracciare proprio ufficialmente il bilancio di questi 3 anni di impegno, di grande sforzo, di vicinanza proprio alla realtà, al dramma dell'Ucraina, dei suoi cittadini, in parte aiutando proprio con aiuti le associazioni. Ricordiamo 44 sono le associazioni che sono state coordinate e hanno un po' riepilogato i numeri, diciamo 440 gli ospiti che sono arrivati, 7 viaggi, 9 pullman, proprio per riuscire anche a recuperare molte persone. Ricordiamo più di 220 adulti e 220 minori. Ecco, la mattinata è iniziata con l'inno, è stato suonato l'inno italiano, l'inno ucraino, e in collegamento con la città di Zimotir c'è anche un accordo del comune proprio di avviare dei rapporti proprio di vicinanza. È importante sottolineare oggi questa unità, vero Isabella Sala? Sì, la cerimonia è molto toccante, perché 3 anni da quelle bombe che hanno sconvolto milioni di vite di cittadini d'Ucraina, e però appunto in questi giorni stanno rivivendo il dramma 3 anni dopo, come se tutto in qualche modo ricominciasse, e quindi la vicinanza è fondamentale, e noi lo siamo stati, l'amministrazione precedente e questa amministrazione, ma credo sia doveroso proprio ringraziare chi ha coordinato tutto questo. Quindi il centro servizio del volontariato si è mosso, ci ricordavano di notte, c'erano i pullman con poi gli elenchi delle persone da portare in Italia, 44 associazioni, 100 famiglie che hanno accolto persone e anche bambini, molti, e ecco, credo poi il Comune di Vicenza stia facendo la propria parte, perché abbiamo sottoscritto a fine 23 un accordo di cooperazione, d'intesa anche con il consigliere Elia Pizzolato e Gemellaggi, perché sappiamo, è stato bene detto anche da Alda, dall'Associazione per le Democrazie Locali poco fa, che c'è tutto da continuare, anzi sarà un momento molto molto delicato. La vice sindaca di Zitomir poco fa in collegamento diceva che ci sono anche architetti, anche italiani, c'è chi sta pensando, proprio perché lì c'è da ricostruire, ripartire, e quindi ecco, tutto quello che come volontariato, come imprese, ecco, essere vicini a queste persone che sono 3 anni appunto che combattono, che resistono, che soffrono e che hanno molto molto bisogno, ce l'hanno detto anche oggi, di sentirci vicini sia idealmente e sia concretamente. Ecco, ricordiamo che proprio in questa giornata anche così difficile anche ricordare questi eventi e anche ricordare tutte le persone, lo diceva, 100 famiglie hanno ospitato delle realtà, persone come Natascia, no? Che come lei è stata avviata da una parte per l'assistenza diretta, ma poi anche la vicinanza e il calore, non solo per la parte così umana, ma anche attraverso un avvio al lavoro. Lei si sta integrando, l'esperienza, ecco, di questo momento a distanza, come sta vivendo in questo momento?
Ma io sempre, scusatemi per mio italiano, ma sempre inizio a parlare e dire mie parole da ringraziare a tutti coloro che davvero aiutano a noi, tanto a me e mia figlia, in rimanere in vita. Prima io voglio ringraziare a CCV perché loro hanno organizzato tutto per lasciare Ucraina e andare in Italia, anche loro organizzano tante cose che è necessità per noi stare in Italia, anche tutti i famiglie italiani che stanno vicino a noi, da tutti anche adesso, come ha detto Rita, grazie a Rita, che io sempre dico che noi siamo come grande una famiglia italiana. Sì. Grazie Lore, intanto della testimonianza. Davvero grazie, perché gli italiani aiutano noi tantissimo. Anche a me aiutano ad andare avanti in Italia, anche a mia figlia. Io ho fatto il corso assistente dentistico e adesso lavoro a clinica privata. Allora è anche una bella esperienza questa, scusi. Ma intanto buon lavoro anche a lei, sindaco. Allora in questo momento è tutto, direttore, e poi la riunione prosegue, a voi la linea. Grazie molte a Daniele Garbini e a Simone Squarcina. Dobbiamo andare adesso nella sala della protezione civile di Marghera, a 5 anni dall'inizio del Covid. Lucio Zanato con l'assessore alla protezione civile Giampaolo Bottacin. A te Lucio. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta, sono qui con l'assessore Bottacin e soprattutto sono nella sala più famosa del Veneto sicuramente, ma probabilmente anche d'Italia. Assessore, sono passati 5 anni, questa sala è rimasta qui e rimane qui anche la memoria, soprattutto per la protezione civile che forse in questi giorni è passato un po' sotto traccia tra i protagonisti del Covid. Ma sì, questa è la nostra casa, che frequento ormai da quasi 10 anni, ed è la casa attraverso cui sono passate non solo l'emergenza Covid, ma tutte le emergenze principali del Veneto. E la protezione civile ha avuto un ruolo fondamentale nel Covid, ed è giusto ricordarlo. Ha fatto tutta la parte logistica. Ma cito solo un esempio, giusto per dare l'idea di quanto fatto dalla nostra protezione civile. Mentre in altri territori d'Italia, in altre regioni, creavano, investendo decine di milioni di euro, ospedali nelle fiere, nei padiglioni industriali, eccetera, noi abbiamo fatto una cosa diversa. Io mi sono assunto la responsabilità di prendere in mano l'elenco degli ospedali dismessi, chiusi, e grazie al lavoro dei volontari della protezione civile 6 ex ospedali sono stati ripristinati in pochissimi giorni, mettendo a disposizione della sanità 940 posti letto a costo zero per la collettività. Questo è un fatto straordinario che è accaduto solo in Veneto ed è doveroso ricordarlo. Ricordiamo ad esempio uno tra tutti, quello di Valdobbiadene. Quello di Valdobbiadene, quello di Monselice, quello di Zevia, insomma ne sono stati riaperti 6, e peraltro uno è stato anche utilizzato a seguito di un incendio che ha interessato una casa di riposo, e quindi le persone, gli ospiti, sono stati spostati provvisoriamente appunto in un ospedale che nel frattempo noi avevamo ripristinato. Gli altri sono stati utilizzati per i pazienti post-Covid, quindi quelli meno gravi, e sono stati fondamentali e necessari perché negli ospedali non ci stavano. Ecco, però tutto questo sembra che sia passato sotto traccia, lei anche domenica l'ha sottolineato. Sì, l'ho sottolineato anche all'assemblea dell'ANA di Feltre, perché ritengo che sia doveroso ricordare anche l'enorme lavoro realizzato dai nostri volontari della protezione civile, che sono riconosciuti in tutta Italia anche da parte del Presidente della Repubblica Mattarella, e quindi credo che tanto più debba essere ricordato qui in Veneto. Il famoso esercito della salvezza, insomma. Sì, io lo chiamo l'esercito di pace, uomini e donne che sono dotati sicuramente di forza, di braccia, ma sicuramente di un grande cuore. Direttore, se hai domande, se no a te la linea. Grazie Lucio, grazie molto, abbiamo tanta cronaca, avrei domande ma dobbiamo andare avanti. Grazie, saluti all'assessore all'ambiente e alla protezione civile della Regione del Veneto, Giampaolo Bottacin. Prima di andare a pubblicità, altra notizia, frontale tra auto e furgone. Anziana muore a pochi chilometri da dove perse la vita il figlio. Siamo nel Veronese, a Pellegrina. La coppia viaggiava sull'auto, grave il marito, illesi gli occupanti del furgone. Avevamo appena finito di collegarci
con il Fadalto dove c'è stata una tragedia con una bambina morta, una bambina di 4 anni in un incidente, altri 7 feriti, e non c'è fine a questa strage. Andiamo in pubblicità e poi una bella storia, una storia splendida con Vittorio Pierobon, l'ex vice direttore del Gazzettino. A tra poco. Di nuovo in diretta con Focus TG e un collega, un amico, l'ex vice direttore del Gazzettino, Vittorio Pierobon. Vittorio, come va? Molto bene, tutto grazie. Bene, Abbiamo lavorato anni assieme. È vero. Sono stati anni bellissimi, anche anni difficili. Vittorio Pierobon è stato anche presidente dell'Ordine dei giornalisti del Veneto, ha scritto tanti libri, ma soprattutto è un cacciatore di storie, cioè trovare le storie tra le pieghe della cronaca non è sempre facile. È uscito questo libro, una storia splendida, vedete in copertina, il titolo è Per Ambrogio, il bambino si chiama Ambrogio e chi lo tiene il braccio è forse credo il più grande direttore del Gazzettino che ci sia stato, cioè Giorgio Lago, per 12 anni direttore carismatico del quotidiano dell'Orest. È una storia bellissima, Vittorio, perché si parla di un bambino salvato dai lettori del Gazzettino e che oggi è un autista dei pullman a CTV, no? Sì, io l'ho definita più che una storia quasi una favola vera, perché non ci sono le cose inventate, le magie. Questa è tutta una favola che ha avuto successo grazie all'impegno di alcune persone. In primis bisogna ricordare i genitori di questo bambino, Giorgio e Daniela, il bambino Ambrogio da Re si chiama. Siamo negli anni 80, a Cavanella d'Adige, un paesetto di circa 1000 abitanti. Non era semplice quando i medici ti dicono signori, vostro figlio fra pochi mesi morirà, perché lui era affetto da una malattia che non era curabile con i farmaci, atresia biliare, vale a dire il restringimento dei dotti biliari e di conseguenza gravi scompensi al fegato che portavano alla morte. Gli avevano dato 6 mesi di vita. I genitori, ripeto, di un paesetto di campagna vicino a Chioggia non si sono arresi, hanno deciso di combattere e poi si è innescata una catena di solidarietà che ha visto il Gazzettino come un grande cinghia di trasmissione, perché è stato il giornale, appunto Giorgio Lago che citavi tu, avere l'idea di lanciare una sottoscrizione per trovare i soldi per fare un trapianto di fegato a questo bambino. Trapianto di fegato che allora si faceva solo in America, a Pittsburgh, un ospedale della Pennsylvania, e che costava preventivamente, perché in America la sanità costa, $210.000 di cauzione per entrare. Stimavano che servissero 500 milioni per l'operazione e ovviamente loro non avevano una lira. Certo. Ecco qua Vittorio, vediamo proprio Ambrogio da Re al volante di un pullman, no? Che oggi guida i pullman. Sì. Anche questa è una specie di favola che si è realizzata, perché lui, quando è diventato popolare, perché i giornali hanno parlato di lui per l'intervento, ha raccontato, ha detto io da grande voglio fare l'autista. E difatti c'è anche un articolo del Gazzettino dell'epoca che dice farò l'autista. E ce l'ha fatta, è diventato autista della CTV, è un uomo che gode di normale salute, sta bene, ha avuto una vita normalissima, felice ed è probabilmente il trapiantato di fegato più longevo al mondo, certamente il più longevo in Italia tra tutti i trapiantati di organi. Ecco qua lo vediamo la partenza per gli Stati Uniti con i genitori, poi c'è anche Maria Pia Fanfani. È stata un'avventura e soprattutto si è visto quanta solidarietà, quanto affetto da parte dei lettori del Gazzettino, sia dal Veneto che dal Friuli Venezia Giulia. Sì, è stata una storia commovente, perché l'immagine di questo bambino è diventata un simbolo. All'epoca Giorgio Lago ha fatto degli articoli molto forti che hanno scosso le coscienze e il cuore dei lettori del giornale, dicendo questo bambino dobbiamo salvarlo. Per salvarlo servono 500 milioni. E il suo appello è stato raccolto ed è diventato un simbolo.
Mi diceva Ambrogio che ancora adesso capita, avendo tra l'altro un cognome che a Chioggia non è particolarmente, a Chioggia in genere si chiamano Boscolo, Ambrogio poi è un nome milanese, mi diceva che ancora adesso quando si presenta in qualche posto Ambrogio da Re, capita che gli dicono ma lei è quello famoso, perché per chi ha vissuto 40 anni fa questa vicenda è rimasta indelebile. Ed è per questo che ho pensato di riportarla alla ribalta. Hai fatto molto bene, una storia, per esempio, io non ero al corrente, mi sono letto il libro pubblicato dall'editore Supernova, tutto d'un fiato. E tra l'altro, ecco, abbiamo visto le immagini del bambino che stava partendo per gli Stati Uniti, e c'è anche, tu racconti il momento in cui Giorgio Lago andò dall'editore Luigino Rossi e disse Presidente, vorrei fare questa sottoscrizione per salvare questo bambino, e Luigino Rossi, che è un grande imprenditore del Veneto, che cogliamo l'occasione per salutarlo, ha detto direttore a carta bianca, no? Cioè non ha opposto nessuno, ed erano tempi in cui forse le sottoscrizioni, queste iniziative di beneficenza non erano numerosissime, no? No, sicuramente Luigino Rossi come sempre si è dimostrato molto generoso e aveva grande fiducia nel suo direttore. E poi c'è stata questa macchina organizzativa, perché come dicevi tu, oggi la sottoscrizione basta prendere il cellulare, un SMS e dare il contributo. All'epoca bisognava andare in banca, versare dei soldi, oppure recarsi nella redazione dei giornali, lasciare i soldi. Era un po' più complicato rispetto a quello che siamo abituati noi. Del resto tutto era più complicato. Pensate questi genitori a comunicare con l'ospedale di Pittsburgh negli Stati Uniti in inglese. Non è come adesso che è il traduttore simultaneo. Certo. È stata tutta una grande sfida che queste persone con grande forza hanno realizzato e portato a compimento. Vittorio, tu poi immagino poi avrai parlato con Ambrogio da Re, certo, no? Diverse volte. Oggi che, diciamo, lui mi pare, ho letto che prova per voi, per il Gazzettino, una grande riconoscenza, no? Beh, lui è consapevole che è vivo grazie a una serie di persone che l'hanno aiutato. Ovviamente in primis i suoi genitori, perché se non avessero avuto la forza di opporsi a questo verdetto che sembrava inappellabile di morte e andare a bussare alla porta del giornale, il giornale che ha avuto il coraggio di lanciare una sottoscrizione che poteva anche non funzionare. E poi soprattutto lui è riconoscente anche ai lettori, alla gente anonima, a quelli che hanno raccolto soldi, perché in quei giorni lì tutto in un mese si è concluso la raccolta di fondi molto rapidamente, nelle scuole, negli uffici, dappertutto c'erano queste piccole collette, mettevano la cassettina per Ambrogio, e chi metteva le 100 lire, chi le 1000 lire, perché parliamo di lire, e lui sa che cammina in mezzo a una popolazione dove ci potrebbe essere sempre qualcuno dei suoi benefattori, e lui è molto riconoscente di questo, certamente. Vittorio, quindi diciamo poi ecco, l'informazione può dare un grande aiuto da questo punto di vista. Oggi poi ci sono i social, le televisioni e la stampa, i quotidiani sono un po' in difficoltà, però veramente in queste circostanze si può fare molto con l'aiuto dei media, no? Sì. Secondo te è ancora possibile, oggi come oggi, attivare un volano di altruismo e di... Certo, ma secondo me sì, perché adesso, come dicevo prima, ci sono mezzi molto più comodi per fare questo. Difatti vengono fatte sottoscrizioni, probabilmente in maniera più settoriale. Questa è stata lanciata da un giornale diffusissimo nel nord-est, il più diffuso, che quindi ha coinvolto tutta la popolazione. Adesso queste cose magari avvengono in maniera più ristretta, oppure come quelle di cui siamo abituati, che annualmente vengono lanciati dalla televisione con grandi sottoscrizioni. Certo, poi purtroppo poi ci sono anche delle disavventure, tipo quella di Chiara Ferragni, disavventura per usare un eufemismo, lì è stata una truffa con tutte le conseguenze del caso, e anche il danno che comporta una truffa così amplificata mediaticamente
per la sensibilità di tutti, no? Cioè uno dice ma io faccio beneficenza, dopodiché i soldi finiscono. Questo è il grande rischio, per quello ci vuole sempre qualcuno che sia al di sopra delle parti, in questo caso è stato il Gazzettino e c'era anche la Croce Rossa italiana, tu prima hai citato Maria Pia Fanfani, che ha supportato questa iniziativa, quindi c'era una garanzia. Tra l'altro il Gazzettino aveva fatto all'epoca un comitato di controllo, perché qui parliamo di cifre ingenti. Dimenticavo di dire che poi i soldi sono stati così tanti, perché ne sono stati raccolti più di 600 milioni e ne sono serviti alla fine circa 400, che i soldi avanzati, salvo una quota messa in sicurezza per eventuali problemi che avesse avuto il bambino, sono serviti per aiutare altri bambini, quindi la solidarietà non si è limitata ad Ambrogio, ne sono stati salvati altri, in un caso purtroppo si è concluso tragicamente, però questi soldi sono stati tutti utilizzati a buon fine. Questa conferma che l'uomo tendenzialmente è generoso, bisogna sapere anche toccare le corde della generosità. Verissimo, verissimo. Allora, per Ambrogio di Vittorio Piero Bon, il bimbo, questa è la copertina del libro, il bimbo salvato dalla generosità di veneti e friulani, lo vedete, quanti anni aveva? Aveva 6 anni circa quando è stato operato. Qui lo vedete in braccio al direttore all'epoca del Gazzettino. Poi è stato dal Papa, ha avuto una serie di... il presidente Pertini gli ha scritto un messaggio, ecco, ha avuto tutta una serie di... Frank Sinatra in America si è informato delle sue condizioni, è diventato un personaggio dell'epoca popolarissimo. Fantastico. Vittorio, grazie molte. Grazie a te, direttore. Grazie. Buon lavoro. Grazie. Davvero complimenti. Dobbiamo andare in pubblicità, state con noi a tra poco. Di nuovo con la cronaca, quasi 3.000 persone a Padova per il concorso da 640 posti da infermiere. I vincitori saranno destinati alle strutture pubbliche di tutto il Veneto, ma la carenza resta alta. 2.825 candidati idonei per 640 posti disponibili. Il Chioen Arena domani ospiterà la prova scritta del concorso per infermieri bandito da Azienda Zero. Tanti, ma non tantissimi in realtà i candidati, alcuni dei quali già professionisti del settore pubblico in aziende del Veneto. E per capirlo guardiamo ai numeri. Al concorso che si era svolto sempre il Chioen Arena il 25 novembre 2020, quando mascherina d'ordinanza rigorosamente calzata sul viso, per 190 posti da infermiere si erano presentati in 5.200. Andando con ordine, questo è il fabbisogno dichiarato dalla Sanità Veneta. 150 vincitori saranno assegnati all'ULSS 2 Marca Trevigiana, 110 all'ULSS 1 Dolomiti, 100 all'ULSS 7 Pedemontana. Per l'ULSS 3 e l'ULSS 4 del Veneziano i posti in totale sono 158. Nel Padovano 15 andranno all'azienda ospedaliera, 10 all'ULSS 6, 2 allo IOV. La prova scritta e pratica si terrà domani in 2 turni, alle 12 candidati dalla lettera A alla lettera K, alle 15 quelli dalla L alla Z. Prova orale per i candidati ammessi il prossimo 6 marzo. Tutta la zona di Padova Est sarà controllata per la giornata di domani per evitare problemi di traffico, dato l'alto numero di partecipanti al concorso. Di Chiara Caiani, il congresso del Circolo di Treviso di Fratelli d'Italia, la nuova presidente è Marina Bonotto. Dalla rivendicazione della guida di Treviso alla prossima tornata elettorale, alla provocazione sulla camicia nera, ai dissidi interni che hanno portato alla fuoriuscita di 3 storici militanti, il congresso del Circolo Comunale di Fratelli d'Italia ha visto l'elezione della candidata unica Marina Bonotto alla guida di quello che è il più importante circolo della Marca con oltre 500 iscritti. Bonotto, che subentra a Gino Balbinotto, stempera subito le frizioni interne. Ho pensato che fosse la cosa giusta da fare dopo tanti anni di militanza. Poi le 2 persone che sono così, per 2 che ne escono ce ne saranno un sacco che entreranno, che si aggiungeranno a noi. E su tutte le questioni aperte a dominare la rivendicazione di un ruolo più pesante di Fratelli d'Italia nella guida del comune di Treviso alle prossime elezioni. Nel 2028, dicono i coordinatori regionale e provinciale, quasi a stoppare l'ipotesi di un'eventuale candidatura di Mario Conte al vertice della regione Veneto, che interromperebbe il mandato del leghista prima
della naturale scadenza. Noi lavoreremo per la coalizione, noi lavoreremo da qui al 2028 per presentare agli alleati un candidato sindaco, o meglio una rosa di nomi rispetto appunto alla candidatura a sindaco, perché riteniamo di avere donne e uomini capaci che possono amministrare e governare la città. Lo faremo però sempre nell'alveo del centrodestra. Provocatorio Fabio Crea, che in risposta alla Presidente del Consiglio degli Studenti dell'Università di Padova, Emma Ruzzon, che si era tolta la camicia nera all'inaugurazione dell'anno accademico, si è presentato al congresso indossando appunto una camicia nera. Era un'assoluta provocazione. Tutti sanno che io arrivo da una diversa cultura politica, però era per dire a chi si professa antifascista: non è la camicia nera che crea un fascista o meno. Noi siamo un partito inclusivo, democratico, che ha portato dentro dei valori importantissimi di diverse culture politiche, e oggi siamo diventati per quello il primo partito. E ne parleremo stasera a Focus. Tra gli altri ospiti ci sono appunto Fabio Crea di Fratelli d'Italia e Alessandro Manera, vice sindaco di Treviso con la Lega. Gli alpini del gruppo storico Montegrappa hanno incontrato sul Ponte Vecchio gli alpini in armi. L'obiettivo è non dimenticare. Vogliamo far vedere anche all'esercito di oggi chi siamo e cosa portiamo avanti. Cosa portiamo avanti è la tradizione del Corpo degli Alpini, la storia, la memoria di chi ha combattuto e di chi si è sacrificato qua fra queste montagne. E così il gruppo storico Montegrappa Battaglione Bassano si è dato appuntamento proprio sul Ponte Vecchio, simbolo dei nostri alpini, catturando l'attenzione dei passanti per un incontro speciale al fine di far partire un ambizioso progetto unico in Italia. Noi oggi incontriamo il comandante del battaglione Bassano in armi, tenente colonnello Francesco Molinari. Abbiamo il piacere di ospitarlo qui a Bassano, presso la sede della sezione ANA Montegrappa. Concretamente, cosa pensate di fare e come pensate di portarlo avanti? Il progetto sarebbe lungo da narrare. Io dico solamente che già 100 anni fa gli alpini in Ortigara scrissero per non dimenticare. Ecco ciò che noi vogliamo fare. Gruppo storico Alpini e Alpini in Armi saranno così a stretto contatto, e l'orgoglio del presidente dell'ANA Montegrappa, Giuseppe Rugolo. Si dice per non dimenticare, ma non dimenticare deve essere davvero non soltanto una frase scritta, deve essere davvero un concetto che entra nei cuori e nelle teste di tutti. Ben di più in tempi così, in cui diciamo che venti di guerra sono alle porte, e il momento è particolare e importante. L'Associazione Nazionale Alpini è impegnata per fare memoria, e gli evocatori lo fanno riportando in vita quello che è stato un passato tragico, ma un passato importante su cui si fonda la nostra storia, non solo degli alpini, non solo di Bassano, ma di tutto un popolo, di una nazione, di tutta l'Italia. Al Teatro del Monaco di Treviso, doppio sold out per l'Elisir d'amore di Gaetano Donizetti. Un doppio appuntamento ed entrambe le volte un Teatro del Monaco tutto esaurito per l'Elisir d'amore di Donizetti, evento frutto della collaborazione tra Comune di Treviso, Comune di Rovigo con l'allestimento del Teatro La Fenice di Venezia. Il classico dell'opera ottocentesca ha centrato nel segno, visto il grande riscontro di pubblico. È un Elisir che diciamo in qualche maniera segue quella che è l'idea un po' della favola, della fiaba, del racconto, che è insito nell'Elisir d'amore, che è un po' a mezzo tra un'opera giocosa, un'opera un po' sentimentale, per cui questa leggerezza cerchiamo di mantenerla per tutto il corso dell'opera. Difatti anche l'allestimento è un allestimento molto leggero. Un titolo ovviamente che vede un cast giovane, abbiamo under 35, solo un paio del cast sono sopra i 35, quindi questo dimostra anche la volontà di Treviso di investire sui giovani. Abbiamo la vincitrice Giulia Mazzola del Toti 2021, con il ruolo di Norina vinse, se ricordate, questo
questo meraviglioso concorso che appartiene a Treviso da oltre 50 anni. Sono sempre molto contenta di tornare a Treviso perché mi ha dato tante gioie, la prima quella del Toti, una vittoria veramente inaspettata, e mi piace tornare a Treviso, tra l'altro in un altro titolo donizettiano con questo filo conduttore, e sono molto molto felice. È una grande produzione, coproduzione che il nostro teatro ha avviato con la Fondazione La Fenice di Venezia, quindi un primo grosso operazione sul territorio della lirica trevigiana che collabora con il territorio. E con Comune di Padova e Comune di Rovigo è già avviata un'intesa per mettere a sistema quanto già si realizza da anni. Un'operazione a tutto tondo sulla lirica a 360 gradi, dove Treviso è sicuramente uno dei terreni più fertili per questo tipo di arte. Con l'Elisir d'amore di Donizetti è già tempo di bilanci. È l'ultimo titolo della stagione 24-25, abbiamo chiuso con 680 abbonamenti, un 44% di più di 2 stagioni precedenti, quindi un aumento considerevole. Questo fa ben sperare per il futuro, stiamo già lavorando e abbiamo già una programmazione anche per la stagione prossima, avremo dei titoli altrettanto interessanti e non mancherà sicuramente nel 26 un altro titolo donizzettiano proprio nel filone di Donizetti. Un grande pranzo a Cordignano per i 100 anni di nonna Teresa Tonna, vittoriese, festeggiata dai figli Agostino, Nadia e Massimiliano, dai nipoti, dai pronipoti Elisa e Luca, ma anche dalla sindaca Mirella Bagliana e dall'ex sindaco Gian Antonio Darè. Sì, è belli 100 anni, belli e anche brutto, ma insomma contenta, sono contenta, contentissima, anche troppo. Ringraziamo la nonna che nonostante l'età è sempre presente per noi, sempre a strapparci un sorriso, sempre pronta a riempirci di affetto. Grazie. La forza della natura ci fa bene a tutti quanti, porta salute a tutti. La mamma è una forza della natura veramente, pur essendo piccolina e minuta, però ha la forza di un leone veramente, di una leonessa. Una forza veramente importante per lei e noi siamo felicissimi per la nostra città. Vittorio Veneto ha tantissimi centenari e questo è un buon segno. È un faro per tutti noi, soprattutto la lucidità e la saggezza di questa signora sia di esempio per tutto il vittoriese e non solo. Come ci si sente a 100 anni? Come che mi sento? Sì. Insomma non c'è male, dai. Non c'è male, servizio di Lina Paronetto. Vi dico quali saranno gli ospiti di stasera: Focus, Anna Maria Bigon, Fabio Crea, Alessandro Manera, Annalisa Nalin, Giulia Princivalli, Enzo Siviero, Silvia Susanna e Marco Zabai. È tutto per oggi, grazie a Mattia Pizzaia e a Francesca Pezzo in regia, ci vediamo stasera, arrivederci.